Ed eccolo qua, uno dei piatti più conosciuti in Sardegna, i culurgiones, anche loro protagonisti a Invitas, un alimento molto ma molto conosciuto ma assolutamente non inflazionato, che attira ancora. Chef Francesco Zucca, come sta andando? Ma sta andando molto bene, grazie a Dio. Oggi abbiamo avuto diversi avventori, chiamiamoli così, diversi ospiti a pranzo. Stiamo andando molto bene, abbiamo fatto dei ravioli dei culurzones, in questo caso con la patata, la cipolla e il formaggio. Abbiamo avuto diversi clienti che hanno espresso parere positivo, quindi vuol dire che la direzione è quella giusta, insomma. I culurgiones sono un piatto, diciamo, standard, non è molto costoso, può essere anche un piatto per tutti, può essere anche definito uno dei simboli culinari, gastronomici di tutta l'isola. Ma assolutamente sì, anche perché ci sono delle diverse preparazioni. Il culurgiones al diastrino è quello dato dalla patata, dal formaggio e dalla menta con un po' d'aglio, e quello è proprio tipico della zona dell'Ugliastra. Mentre ci sono i culurzones, per esempio del Nuorese, che comunque sono sempre fatti di patata e formaggio, e in questo caso noi abbiamo i culurzones fatti di San Vito, una ricetta tipica della zona di San Vito, e hanno della cipolla, del formaggio e della patata. Sono chiusi comunque sia a mo' di raviolo, non con la spiga che è tipica del raviolo gliastrino, del culurgiones vero e proprio, però sono molto saporiti, abbinati con un po' di formaggio sardo e un pochino di pomodoro, sono veramente eccezionali. Ovviamente un piatto che piace molto ai cagliaritani, ai sardi, ma che conquista anche chi non è cagliaritano e sardo, ovvero i turisti. Soprattutto i turisti. Abbiamo avuto oggi molti crocieristi, perché sono una bella crociera, piuttosto che turisti che sono arrivati per caso, per comunque la pubblicità che è stata fatta, e sono rimasti molto soddisfatti dai sapori. Sapori molto intensi, pungenti, specialmente il pecorino, ma che danno comunque un'identità a quello che facciamo, l'identità sarda, quello del sapore bello intenso, è quello che vogliamo far sentire anche ai turisti.